Amici Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. A fronte dell'ondata di calore che sta interessando il Veneto, il presidente della regione Luca Zaia ha emanato un decreto che mira a tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperatura elevata e a radiazioni solari, in particolare quanti lavorano all'aperto o in ambienti non climatizzati. Il provvedimento, che recepisce le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome, raccomanda ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Viene suggerito inoltre di prevedere rotazioni del personale per ridurre i tempi di esposizione al caldo, garantire un'adeguata idratazione e sorveglianza sanitaria, adottare indumenti e dispositivi di protezione idonei. Cambiamo argomento. Come lo scoglio infrango, come l'onda travolgo. Il motto dei lagunari ha riecheggiato in piazza San Marco per i 41 anni dalla costituzione della specialità. Questa mattina la cerimonia. In piazza le donne e gli uomini del corpo speciale, l'associazione Lagunari, la fanfara dell'esercito, sul palco autorità militari e civili. In piazza hanno sfilato la bandiera di guerra del reggimento, il gonfalone della città di Venezia, i labari delle associazioni combattentistiche d'arma. Ad accoglierli il comandante del reggimento Lagunari Serenissima, Leandro Corina, che ha reso omaggio a tutti i caduti del reparto, ricordando il contributo nell'ambito dell'operazione Strade Sicure e del personale attualmente impiegato in teatro operativo estero. Parliamo di sanità. L'unità di diabetologia è stata trasferita ed è operativa al piano terra dell'ospedale Città del Piave in locali rinnovati, ampi e confortevoli. Nell'ala est, ove in precedenza gli spazi erano dedicati alle attività di oculistica, in 170 metri quadri di superficie sono ora collocati la segreteria e accettazione della diabetologia, gli ambulatori medici, infermieristici e dei dietisti, un'ampia sala d'attesa e i servizi igienici per l'utenza. In concomitanza all'inaugurazione, il direttore generale dell'ULSS 4 Mauro Filippi ha colto l'occasione per presentare agli ospiti anche la nuova piastra ambulatoriale collocata nello stesso piano della diabetologia, posta sempre nell'ala est dell'ospedale su una superficie di 313 metri quadri, ristrutturata per poter ospitare una serie di attività specialistiche ambulatoriali che verranno poi trasferite nella casa di comunità di San Donà di Piave, non appena verranno terminati i lavori di realizzazione della nuova palazzina. Parliamo ora di sport con il basket. L'Umana Reyer Venezia comunica con soddisfazione le conferme di Alessandro Lever, Amedeo Tessitori, Carl Witzel, Giga Janelidze, Jordan Parks e Kyle Wiltshire, che faranno parte del roster 2025-2026. La società riparte da un nucleo solido composto da atleti che hanno dimostrato professionalità, dedizione e forte identificazione con i valori del club, ponendo le basi per una stagione di continuità e ambizione. Contestualmente l'Umana Reyer saluta e ringrazia Tyler Ennis, Mfiondu Kabengele, Xavier Munford e Rodney McGruder, che non faranno parte del roster della prossima stagione. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.